Il cielo sopra la piccola città brillava di stelle, come se volesse raccontare una storia di luce e speranza. Un bambino, con il cuore colmo di sogni, ascoltava la madre narrare le gesta di un santo povero e felice. Ogni parola accendeva nel suo animo un desiderio grande: consacrare la vita a Dio. Ma la strada verso quel sogno non era facile. Dopo aver perso i genitori, il ragazzo dovette lavorare in una bottega. Mani abituate a stringere il rosario, impararono a contare monete e piegare stoffe. Eppure, nella fatica, trovava sempre un angolo di pace per rivolgersi al cielo. Pregava con fervore, cercando Dio dentro ogni battito del cuore. Un giorno il padrone della bottega osservò la dolcezza con cui il giovane serviva i clienti e la gioia silenziosa che lo avvolgeva. Vide in quegli occhi una luce diversa, un fuoco interiore che niente poteva spegnere, e capì che il destino di quel ragazzo non era tra bilance e mercanzie. Gli concesse il permesso di partire verso un luogo di preghiera e silenzio. Varcata la soglia del monastero, il giovane sentì un calore profondo avvolgerlo. Non servivano più pesi o misure, perché l'unica ricchezza era l'amore per Dio. Vestì l'abito sacro, assumendo un nuovo nome, come un bambino che rinasce alla vita. Il cammino non fu semplice, ma ogni sacrificio lo avvicinava sempre di più a quella luce che fin da bambino aveva cercato. Col tempo divenne guida per molti, con parole che scaldavano il cuore e gesti che parlavano più di 1000 discorsi. Celebrava la messa con una devozione così profonda da far tremare chi lo osservava. Le mani sollevavano il pane consacrato con un amore tale da sembrare toccassero il cielo. Spesso il volto si illuminava, come se fosse avvolto in una luce che non apparteneva alla terra. Persone da ogni dove giungevano per ascoltare le sue parole. Uomini potenti e poveri, bambini e anziani, trovavano conforto nella sua presenza. La sua voce parlava di speranza, di un amore che non conosce limiti, di un Dio vicino a chiunque lo cerchi con cuore sincero. La sua fama crebbe, ma lui restava umile, sempre pronto a inginocchiarsi davanti ai più deboli. Un giorno il corpo non resse più il peso della sua dedizione. La febbre bruciava, ma il suo sguardo restava sereno. Chiese di poter ricevere ancora una volta l'Eucaristia, con un sorriso colmo di pace. Quando l'ultimo respiro lasciò il suo corpo, un profumo dolce si sparse nella stanza. Un segno, un dono per chi restava. Le campane suonarono a festa, perché sapevano che un'anima luminosa aveva trovato dimora nell'eternità. Ancora oggi il suo nome risuona come eco di speranza. La sua vita, semplice e ardente, continua a ispirare chiunque cerchi Dio nel silenzio del cuore.